Emiliano Veneto, dove si svolge una gara a porte chiuse con la presidente di FISA Veneto, Clara Campese, e con una mamma, nonché medico, che mamma si vede ma non è qui per... lui non va ancora a cavallo, la dottoressa Accordi, e partiamo dal fatto di essere a porte chiuse, che siamo di fronte al campo prova, spazi larghi, problemi direi zero. Sono venuta apposta, ma lo sapevo che l'organizzazione sarebbe stata precisa e quindi devo dire, come si può notare, le distanze e tutto ciò che è previsto viene assolutamente rispettato, nonché sostenuto da dei comunicati frequenti che vengono fatti al microfono e con i quali si continua a ricordare alle persone di mantenere tutte le Quindi distanze. dobbiamo allargarsi, ma per questioni di riprese non ci siamo, non riusciamo a allontanarci più di Quindi tanto. tutto procede. Allora, ne approfittiamo, abbiamo una mamma nonché medico, io vedo che lei ha anche un bambino piccolo, e qua serenamente. Laura Cosco. Sono qua, stiamo rispettando Se le ci avviciniamo distanze. magari ecco, le chiedo al nostro operatore, fantastica, bravissima, che è sempre stata, prego. Siamo qua tutti quanti, stiamo rispettando le norme che ci vengono indicate frequentemente dallo speaker. La situazione è serena, siamo all'aria aperta, i cavalli non trasmettono nessun tipo di malattia, io sono qua sia con mio figlio che fa le gare che col piccolino che così prende un po' di aria fresca, ma la situazione è più che serena. Chiaro, bisogna seguire delle regole che ci vengono segnalate, così facendo stiamo bene. Quindi per le mamme come lei che portano i propri ragazzi a montare durante la settimana, non c'è direi di aver paura. Assolutamente no. Anzi è un periodo bello perché sembra anche a casa da scuola in questi giorni. C'ha pure ragione. Sinceramente è un periodo stupendo per montare a cavallo. Poi diceva giustamente da medico, io lavoro anche il cane perché né i cavalli né i cani, questo povero pipistrello non sappiamo se sia davvero colpevole, dentro la grotta, l'ha distribuita per il mondo, però anche i cani, se facciamo anche il cane, non c'è da aver paura insomma degli animali. Purtroppo semmai siamo noi animali umani che approfittiamo, ma non i cavalli. Ci vuole solo un po' di buonsenso, chiaramente, se si è portatori in questo momento di uno stato influenzale. Se hai il bambino che ha un po' di febbre e non sai cosa sia, non portarlo, per prudenza, per correttezza. Per correttezza rispetto agli altri, ma se sei in buona salute si può. Se avessi avuto un po' di febbre non sarei qua. Assolutamente. Questo mi permette di evidenziare e ringrazio l'amica Daria Accordi che insomma, come medico anche richiama, ripeto, ad un atteggiamento molto responsabile perché non c'è da sottovalutare assolutamente nulla, però nello stesso tempo il nostro è un appello ovviamente a mantenere un atteggiamento nei confronti della vita che sia fiducioso e che sia comunque positivo. Poi col bel tempo il virus non gradisce il bel tempo, non gradisce il sole, quindi diciamo tra l'altro che se arriva il caldo il virus muoiono, e ripeto sempre, condividere questi video per farli vedere anche a chi non conosce questo mondo è il modo più semplice e più bello che abbiamo per farglielo conoscere e per fare capire che in questo momento tra i tanti sport possiamo dirlo, forse questo è uno dei più sicuri. Assolutamente. Grazie, arrivederci.